Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Claudia. E bentornati anche a tutte le telespettatrici e telespettatori di Veneto Globo da parte di Karen. Benvenuti a Bianco Rosso. E oggi si prosegue sul nostro cammino culinario di abbinamento. Vi abbiamo dato delle regole la volta scorsa che speriamo abbiate cominciato a mettere in pratica. Di che cosa parliamo oggi? In realtà parliamo di una terza regola, che in realtà è una regola un pochino messa da parte, un po' particolare. Che regola sarà mai? Claudia, sapessi che regola? Quella funziona sempre. Ed sì, sempre. Nel dubbio fare così l'abbinamento per tradizione. Perché? Semplicemente, immaginate, insomma, i piatti nascono in certi territori e in questi territori, anche quando si mangia, insomma, si ha sete, quindi bene o male ci si gira e si piglia il vino che bene o male si trova nello stesso territorio. Con il tempo ci si affina i piatti, i vini, certo, insomma, così magari si può andare alla scoperta dei vini anche attraverso la scoperta dei piatti regionali. Beh, Karen, mi hai buttato lì un sassetto, ho iniziato già a farmi tutta una sorta di panoramica di tutte le nostre regioni, dal nord dove il latte la fa da padrone con tutto il burro, il formaggio, per passare addirittura al sud con l'olio, usato in 1000 maniere diverse, e tutti i vini che ci possono andare insieme. Aiuto! Aiuto! Effettivamente bisogna darsi un punto di partenza. Quindi, mi sa che è meglio. Mi sa che è meglio. Allora partiamo da dove? Di solito è meglio partire da casa. Da casa, no? Direi. Perfetto. E quindi pensiamo a qualche piatto, insomma, della tradizione che possa trovare, tradizione veneta, partiamo dal trevigiano, insomma. Che cosa potrei cominciare? Con le nostre spalle potrebbe esserci il piatto che fa da ouverture, visto che torniamo ogni tanto al francese, per la nostra Claudia, francese veneto, francofona di qualità. Per i nostri amici ascoltatori che non vedono allo sfondo le nostre spalle c'è un bel piatto di risi e visi. Allora io oserei dire ci può essere anche un altro criterio, un quarto criterio di abbinamento, che è quello per assonanza. Esatto. No? Ecco, allora risi, bisi e verdisi. Quando me l'hai detto sono esplosa a ridere, Karen, fantastico. L'assonanza può essere un criterio valido in questo caso. Quindi abbiamo questo piatto che è molto semplice, della tradizione, ha degli elementi di dolcezza, ha degli elementi anche di morbidezza, però insomma può essere anche, a seconda di quanto liquido più o meno si faccia, anche un elemento di brodosità o meno. Abbiamo bisogno comunque di un vino semplice, di un vino fresco, anche eventualmente un po' pétillant nelle versioni che ci sono nelle nostre zone, e magari con una tendenza leggermente dolce. La volta scorsa abbiamo detto il dolce vuole comunque dolce, sappiamo che il verdiso è piuttosto acido, bello fresco per poter sgrassare, però anche un pochino di dolcezza serve per il nostro piatto. Cosa dici, Claudia? Secondo me è un ottimo connubio, e io resterei su queste parti un po' verdi, diciamo, e quindi mi sposterei su qualcosa di un po' più intenso, però magari erbette di campo, certo, bruscandoli, come asparagi. La nostra è una zona fantastica poi per l'asparago, che già col verdiso si sposa abbastanza, ma mi sposterei un po' più in là, come dire, arriverei... Ci vuole qualcosa di un po' più persistente. Sì, arriverei a Verona con un buon bianco di Custoza, e quindi siamo sempre tradizione culinaria e tradizione
tradizione enologica. Piuttosto che il nostro asparago è ottimo anche ad esempio con un incrocio manzoni o manzoni bianco, uova e asparagi quando è la stagione, wow, con un bicchiere bello freddo di incrocio manzoni. Certo, aromaticità, assolutamente, l'asparago non è proprio una verdura semplicissima, no. è anche tendenzialmente un po' amarotico, quindi in questi vini si ritrova una freschezza che si sposa molto bene, ma anche quelle note stesse aromatiche che vanno in contrapposizione appunto a quello che è il nostro piatto. Effettivamente nella nostra tradizione abbiamo un sacco di verdure, sì. per nostra Siamo fortuna. fortunati, Va bene, quindi ci troviamo d'accordo in questo, vero Karen? Assolutamente, poi magari qualcosa non ci troviamo d'accordo, dopo vediamo sì, i nostri dopo... amici cosa ne pensano. Esatto. Ma intanto ritorniamo alle nostre amate verdure, ai nostri fiori d'inverno. Abbiamo degli splendidi radicchi di Treviso che hanno certo la loro tendenza marognola come tutte le verdure, però molto meno marcata, sono costoluti, insomma in un certo senso non devono proprio essere amari. E allora con che cosa li abbiniamo? Immaginati un bel radicchio di Treviso pastellato e fritto. Wow. Ecco, allora lì le bollicine, olè, il nostro prosecco, DOCG, DOC, insomma prendetelo dove volete, il nostro prosecco riesce sicuramente a dare un tocco in più a questa frittura, ma anche un risotto col radicchio. Però lì io già mi trovo un attimo, tendenzialmente io con il radicchio ci vedo un rosso, sarà colore, non lo so. Ma allora soprattutto ce lo metti anche nel risotto? Soprattutto cucinando, glielo butto anche un po' dentro, ho trovato un ottimo abbinamento ad esempio con il Venegazzù, quindi il nostrano, Montello, un bel rosso, un uvaggio, tendenzialmente fatto con uve internazionali che però appunto è mescolato a qualcosa di autoctono. Ma ascolta, se ci mettiamo della salsiccia anche nel risotto? Allora la sua morte, mannaggia. ci vuole un rosso, un bianco, se no devi... Magari Veneto stenta un pochino, bisognerebbe espatriare, come dire, però diciamo appunto che con il radicchio io ci vedo assolutamente bene un rosso. E che altri piatti della tradizione possiamo... Ma mi viene in mente la pasta fasioi. Ah beh, quando parliamo di pasta e fasioi, mamma mia, pasta e fasioi, radici e fasioi, mamma Anche. che bontà. E lì c'è chi dice bianco, c'è chi dice rosso, io ve la butto là. Soprattutto nella prima versione, quindi pasta e fagioli, un buon refosco dal peduncolo rosso, assolutamente, è un vino piuttosto leggero, siamo in l'Isompra Maggiore, quindi abbiamo qualcosa che non va a coprire assolutamente la dolcezza dei fagioli e che non va in contrasto con quella che è quella tendenza un po' ferrosa, vuoi, del legume, quella sapidità, salinità che a volte magari con un bianco può essere leggermente fastidiosa. La pasta poi ovviamente aiuta con la tendenza dolce e quindi abbiamo un ottimo connubio. Poi mi vengono in mente anche insomma le aperture dei nostri pranzi, delle nostre cene con degli ottimi salumi. Oh mio Dio! Ecco, allora io li butto la soppressa col vin col fondo che ogni tanto abbiamo citato. Bisogna anche parlare di queste peculiarità delle tradizioni, insomma, non è solo un prosecco, ma un prosecco che è arricchito dai lieviti dentro e quindi questi gli danno gli danno una tendenza un po' di morbidezza, gli danno una tendenza quindi di maggiore corposità, però abbiamo anche la bollicina che sgrassa e quindi è un ottimo accompagnamento. Ah sì, beh, se poi avrete l'occasione di andare per cantine a comprare vino o a fare degustazioni, sicuramente sarà il piatto che vi accompagnerà. Pane fresco e soppressa de casada, come si dice, insieme a un buon prosecchino col fondo. Sì. E perché no, magari ci spostiamo un po' più verso Vicenza e quindi baccalà? Baccalà, cosa ci mettiamo col baccalà, Claudia? Il baccalà non è un piatto facile perché lo stoccafisso, quindi merluzzo secco. È impegnativo anche a livello aromatico, sì. ci vogliono dei vini che abbiano una certa persistenza anche effettivamente. E c'è chi dice rosso,
rosso, che c'è chi dice bianco, sicuramente se è rosso deve essere qualcosa di leggero, quindi mi vengono in mente magari dei bardolini, piuttosto che anche il nostro refosco. O il thai rosso, per esempio. Anche un thai rosso, perché no? E con il bianco qualcosa, perché mi viene in mente quando parlo di baccalà mantecato, quindi qualcosa di cremoso, di grasso. Abbiamo parlato la volta scorsa. Bollicina, magari. Esatto, perché no? Un durello è un vino che sta emergendo ultimamente dalle parti dei Monti Lessini ed è un metodo classico, quindi una bollicina fatta tramite metodo classico che quindi ha un po' più corpo e struttura rispetto a quello che è il nostro prosecco. Certo. Ma perché non spaziamo magari verso i dolci? Sì, infatti dopo tutti questi piatti salati si conclude con i dessert. Allora partiamo magari dal più semplice, che sono le varie biscotterie veneziane, le creme. Crema fritta alla veneziana? Moscato? Fior d'arancio? Sì, e vai! Ho vinto un bicchiere di moscato. Insomma, ne abbiamo tanti di vini dolci da poter abbinare con i piatti della tradizione, quindi ci possiamo divertire. Abbiamo alcuni vini passiti, c'è il torcolato di Breganze, poi abbiamo il nostro recioto, eccetera. I moscati, fiori d'arancio, senza veramente nulla togliere a questi spumanti meravigliosi. Sì, sono molto aromatici, freschi, briosi, che quindi con un dolce non troppo strutturato si sposano sicuramente molto molto bene. Adesso Claudia puoi lanciare la tua provocazione, dai, io forza. So che io e te abbiamo questo nodo da sciogliere, va bene, questo tiramisù che c'è tipo una spada di Damocle sulla testa. Ecco. È difficile trovare un abbinamento per il tiramisù, cari amici ascoltatori. Io concordo in questo. Perfetto, andiamo di concordanza però anche di contrapposizione. Il tiramisù è difficile semplicemente perché c'è un elemento nella ricetta un po' impegnativo, che è il caffè. Poi c'è anche il cacao spolverato sopra, però quello è un po', diciamo il caffè è quello che è un po' più impegnativo. Assolutamente. Quindi dipende da come lo facciamo il tiramisù. Dai Claudia, svelaci i tuoi segreti. Io uso la ricotta, il mascarpone, quindi non è proprio tradizione, è la tradizione della mia famiglia. Ci metto il nocino invece del marsala dentro e uso molto poco caffè perché ahimè purtroppo non posso berne tanto e mi dà fastidio, quindi tendenzialmente è molto molto leggero. E l'altra settimana ho trovato un torchiato di fregona che mi ha subito, immediatamente riportato a quello che è il tiramisù che io di solito assaggio. E quindi secondo me potrebbe anche starci. Sì, assolutamente. Io invece il caffè penso che sia insomma preponderante, ma poi ci sono delle ricette a seconda di quella che utilizziamo è più impegnativo. Se ci metti 1,5 quintali di crema sopra, magari il caffè lo senti anche meno. Sì, il quintale di crema ci sta assolutamente, ci piace comunque, No, comunque. E quindi lì si possono usare anche vini liquorosi un po' più impegnativi, però ecco già il torchiato di fregona sicuramente è una tipologia di vin santo, quindi ha il suo bel carattere, altrimenti poi ci dobbiamo spostare, quindi giustamente Claudia ha trovato un'alternativa in loco. Quindi, brava, non sono, quello che voglio dirvi è ognuno ha il proprio palato e quindi la propria esperienza, il proprio bagaglio personale di sentori, aromi. Poi lo sappiamo che l'alternativa tra l'acqua e il vino devi assolutamente cercare un vino che ci assolutamente. Quindi alla fine è il mio compito. Il consiglio che vi diamo e quello che volevamo lasciarvi in questa puntata è che scoprite anche i piatti della tradizione, che a volte è utile per poter scoprire anche i vini che stanno nei dintorni di queste magnifiche realtà gastronomiche, e quindi poi la regionalità ci dà una mano in questo. E quindi anche per oggi abbiamo fatto un piccolo viaggio tutto sommato in Veneto, no? Sì, adesso andiamo a mangiare perché siamo affamatissimi. E provate assolutamente il tiramisù come vi ho detto e sappiatemi dire, perché poi sicuramente ci sarà chi apprezza, chi non apprezza e questo è un mio suggerimento, ecco. Bene, alla prossima! Cin cin, ciao! Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e
in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.